Ecco, ci troviamo con Monsignor Guido Genero e la ringrazio di questa disponibilità per il suo contributo, per il suo saluto a questo importante evento Identitas Fede e Scienza che in un momento come quello che stiamo vivendo oggi tutti noi, io ho deciso di fare comunque questo incontro perché sono convinto che è il momento più adatto affinché la scienza dialoghi con la fede, col trascendentale, valori che forse stanno cadendo anche un po' in disuso per i giovani. Ecco, quindi cioè, oggi ha ancora senso questo dialogo? Ne ha ancora di più? O deve cambiare l'approccio del dialogo? Probabilmente bisognerà che di queste cose che sono esigenti sotto il profilo del pensiero, ma anche del comportamento e delle relazioni umane, si apra un dibattito ulteriormente più forte perché c'è oggi la tendenza a un indebolimento di questi argomenti, lasciati o ai filosofi e ai teologi che hanno tempo da perdere, oppure a coloro che magari dall'una o dall'altra parte vogliono un po' fanatizzare il discorso, il che è probabilmente scorretto sia sotto il profilo della fede che sotto il profilo della buona ragione. Ringrazio allora di questa iniziativa che vuole riaprire e rilanciare sempre i temi delle grandi domande del senso e del valore dell'esistenza umana, per indicare che con queste due parole, fede e ragione, ma anche fede e scienza, fede e ragione scientifica, noi vogliamo indicare in realtà due grandi correnti di conoscenza. Siccome la verità è complessa, ma è anche molto semplice, il nostro modo di affrontarla, di accostarci, di renderci conto della verità nostra, altrui, della natura, del mondo intero, ha bisogno di plurimi canali perché la realtà ci si presenta sotto aspetti molto diversi. Ecco allora che la ragione fa un cammino dalla constatazione dei fenomeni, dalla percezione degli eventi attraverso i sensi, li organizza e crede di poter dire che ciò che vediamo, sentiamo, tocchiamo si svolge così, così e così per queste ragioni. Ragioni appunto della ragione. Ma noi ci accorgiamo ben presto, da piccoli ma anche crescendo e tanto più maturando, che ci sono altre realtà non visibili percettivamente, non solo, ma che dentro di noi stessi, siamo fuori della nostra vera percezione. Il nostro essere, il nostro destino, il significato e il senso della vita. Non è possibile percepirlo attraverso dimostrazioni, diciamo, di laboratorio, Sì. scientifiche o empiriche che siano. Hanno bisogno di un profondo scavo che deve per forza fidarsi di altre fonti di conoscenza. Quindi un quid che trascende l'esperienza sensoriale. Esatto, che la supera o se volete che la amplia, che ne dà magari i fondamenti, perché in effetti noi stessi, ad esempio nell'esperienza educativa, facciamo tesoro di conoscenze che non abbiamo fatto noi, che non possiamo ancora sperimentalmente provare, ma di cui ci facciamo conoscenti attraverso la testimonianza altrui, attraverso le persone che Certo. volendoci bene ci insegnano, ci anticipano, ci avvertano, ci mettono in vigilanza. Noi per tantissimo tempo del nostro vivere ci fidiamo della loro testimonianza. Non è dunque una conoscenza diretta, esplicita, Sì. completa, ma è una conoscenza indiretta che pure ha buoni fondamenti. Perché? Perché le persone che ci danno questa ulteriore regione di conoscenza e di verità sono affidabili. Ci affidiamo a loro perché poi si dimostrano efficaci, concrete, coerenti. Se la mamma mi dice che questo è un cibo amaro, io le credo, Certo. poi gustandolo mi accorgo che è vero. Quindi attraverso la fiducia si conosce. Esatto, c'è un'altra forma di conoscenza
che non avviene dunque in maniera sempre diretta, perché è anche impossibile affrontare tutti i fenomeni in maniera personale dovunque nel mondo, ma in maniera indiretta, però con buon fondamento, Certo. con buone basi, cioè credibile. Ecco allora che la fede, che è appunto un fidarsi di questi altri canali di conoscenza della verità, è quella che si affida alle buone basi, ai buoni fondamenti per ammettere anche tutta un'altra enorme quantità di verità che sono dentro, fuori e attorno a noi. Questi due canali, quello direi percepito direttamente, studiato dunque dalla filosofia e dalle scienze, e questo della fede, attinto all'esperienza pedagogica, della relazione sociale, amicale e anche teologica, sono, secondo anche l'enciclica di San Giovanni Paolo II, le due ali che ci fanno volare nella conoscenza. Non sono esattamente equivalenti, sono anche molto diverse, hanno principi di conoscenza, si dice di epistemologia assai diverse, però concorrono entrambe, noi potremmo dire da credenti come doni di Dio venuti dalla stessa sede della verità, a elaborare e a dare una certa sicurezza alle nostre conoscenze. Monsignor Genero, è un'immagine bellissima quella delle ali che si visualizza come qualcosa di leggero e di sereno. Io la ringrazio per queste sue parole che spero che possano ascoltare in tanti e prendere esempio per seguire l'estinzione di un conflitto che è solo immaginario a questo punto fra queste due componenti. Grazie ancora infinite e un saluto ai nostri spettatori che ci seguono. A tutti ogni bene.